Conto alla rovescia per il Bomba Day. Domani verrà fatto brillare l'ordigno bellico ritrovato qui in via Ferraris a Marghera. La città resterà isolata dalle 6 alle 13. 3.500 persone saranno evacuate per permettere lo svolgimento delle operazioni di rimozione dell'ordigno d'aereo della Seconda Guerra Mondiale di 500 libbre. Saranno impegnate le forze dell'ordine a 360 gradi, la protezione civile, l'esercito, la marina militare. Anche la parrocchia di San Giuseppe di Mestre sarà evacuata. La chiesa si trova infatti nel raggio di 1.800 metri dal punto di disinnesco dell'ordigno. Il parroco Don Bonazza ha avvertito i fedeli che non saranno celebrate le messe della mattinata, mentre è stata organizzata la celebrazione domenicale alle 9:30 all'interno del Palasport Tagliercio, punto di raccolta. Preoccupazione c'è, però so che saranno in grado di fare il loro lavoro e bisogna anche non fare allarmismi eccessivi, secondo me. Penso che sia cosa sicura, insomma. Da quello che ci dicono non c'è nessun problema, quindi stiamo tranquilli, anche perché è meglio così. Dalle 6 alle 7 sarà attivo un servizio navetta ogni 5 minuti da Viale San Marco al Palasport Tagliercio. Dalle 7:30 sarà interrotta la circolazione ferroviaria nel tratto tra la stazione di Venezia Santa Lucia e la stazione di Venezia Mestre. Dalle 8:30 alle 12:30 ci sarà il divieto di sorvolo. Il brillamento è previsto intorno alle 17:30 in mare aperto. Tutte le fasi dello stato d'emergenza verranno comunicate in diretta dalla centrale operativa territoriale sul sito del Comune di Venezia e sui canali social Twitter, Facebook, Telegram, Instagram.